Invito quindi il consigliere Barro, che lunedì è presente in aula, a prendere posto al tavolo dei consiglieri. Anch'io do il benvenuto a lui in questo consiglio e gli do la parola per un intervento. Dica, consigliere. Chiedo scusa, ma all'ordine del giorno non è previsto l'intervento del consigliere? Perché se il consigliere chiede la parola, scusi, qui è finita, siamo passati all'altro punto. Avrà occasione in altri momenti di farlo. Consigliere, A me va bene se ne interpreta. Il consigliere Mazzon, il consigliere Barro ha espresso il desiderio di dire due parole, io lo concedo. Quanto tempo deve parlare? Abbiamo un foglio del 10 pagine. Il consigliere Barro, è una consuetudine, ma evidentemente non sono interessati a sentire quanto lei ci deve dire. Noi non siamo. Se posso parlare. No, non è il caso di mettere. Passo direttamente alla stampa quello che devo dire. Consigliere, allora, no, fermiamoci qua per cortesia. Non potete parlare. Perché la testa istituzionale lo dovete far parlare. Non sono d'accordo. Allora, Se volete parlare. consigliere Barro, per cortesia, inizi il suo intervento. Sì, signor Sindaco, ora che sono entrato in Consiglio Comunale, sento il dovere di fare alcune precisazioni. Le mie esternazioni non hanno un tono polemico, sono riflessioni e pensieri che vogliono essere costruttivi per il bene del nostro paese e dei nostri cittadini. Il mio primo pensiero va all'ex consigliera, la dottoressa Elena Stefanello. Sinceramente devo dire che mi dispiace molto essere entrato in Consiglio Comunale a seguito delle dimissioni dell'ex consigliere Elena, perché avrei ritenuto giusto che il mio rientro fosse stato una conseguenza delle dimissioni di altre cariche prestigiose istituzionali o presidenza di varie liste. Invece mi ritrovo in Consiglio Comunale per le dimissioni di una giovane brava, laureata e alla sua prima esperienza politica. Forse noi tutti dovremmo fare una riflessione su questo. Forse quella politica di trasparenza, di partecipazione, di condivisione è solo una parvenza di facciata, perché sono troppi i consiglieri giovani alla prima esperienza che si sono dimessi, tutti con problemi personali. Abbiamo forse una generazione in crisi esistenziale o forse disgustata da un certo modo di fare politica? Modo di fare politica che fa spazio solo a chi è politicamente schierato, non uso il termine partitico ma politico, spazio a chi è abituato solo a seguire linee predefinite, non dico che sia giusto o sbagliato, non ho giudizi da dare o sentenze o spazio. Ognuno si regoli con la propria coscienza, dico solo che una voce fuori dal coro è una risorsa, è una ricchezza. A me personalmente piacciono i disobbedienti, perché lo sono stato molte volte anch'io. Penso inoltre che non tutti abbiamo bisogno di menti giovani e fresche, e questi menti giovani hanno bisogno di libertà per imparare a volare, esprimersi e crescere. Libertà che molte volte gli viene negata. Ma passiamo alle mie precisazioni. La prima precisazione riguarda la mia posizione in questo Consiglio Comunale. Signor Sindaco, signori assessori, signori consiglieri, c'è molta amarezza nelle mie parole, perché è chiaro che la mia posizione non sarà più nella particolare che vogliamo. Non perché io abbia cambiato idea o linee programmatiche, ma semplicemente perché voi mi avete escluso. In data 29 marzo del corrente anno è stata inviata una mail a tutti i componenti della lista civica, ribadisco, civica, Portogallo che vogliamo, per una convocazione con lo scopo di discutere sulla linea politica tenuta dal consigliere Moro. Nella mail list non ero presente. Pensando in buona fede
ad un refuso, ho chiesto per me di Ammella Capolista, assessore e vice sindaco Luigi Villotta, il quale mi ha risposto che la mia partecipazione alla politica come candidato al Senato per scelta civica ipotizzava un mio impegno altrove e non voleva mettermi in imbarazzo. Ma la cosa più vergognosa e veramente amara è stata la seguente telefonata del consigliere ora capogruppo Zagnini, che mi diceva alla riunione io non dovevo partecipare perché non desiderato, per le mie nuove scelte politiche. Vi lascio immaginare la mia delusione e profonda tristezza, perché anche nella mia campagna elettorale per le politiche non ho mai messo in discussione l'attuale amministrazione, chiamo in causa anche l'onorevole Moretto, a testimonianza della mia correttezza, perché in tutti i confronti politici, televisivi no, che abbiamo fatto insieme, non ho mai criticato l'attuale amministrazione e non c'è nessun articolo nei giornali che io abbia espresso pareri negativi, anche se sarebbe stato un buon terreno fertile su cui sparare a zero, e molte volte ero stato invitato a farlo. Non l'ho fatto perché mi ritenevo ancora parte integrante di questa maggioranza. Non vi dico il mio disappunto, perché ritengo di aver portato uno stabile contributo alle elezioni dell'attuale installazione e a quelle precedenti. Solo per onore di cronaca, nelle amministrative del 2004 ho avuto 149 preferenze personali, due in più del già sindaco Gastone Lavagni, e sono stato il più votato dei candidati della ex Margherita. Nelle amministrative del 2009, sebbene concentrato nelle elezioni provinciali, in quanto candidato del Partito Democratico ho avuto 95 preferenze e nelle ultime amministrative, nella scheda elettorale 119 persone hanno scritto il mio nome. Competizione elettorale a cui ho voluto partecipare all'ultimo momento perché disgustato dall'uso improprio che lei, signor Sindaco, aveva fatto delle mie mail personali inviate a terze persone. Ma, messo da parte l'orgoglio, a prevarsi il mio senso di appartenenza al progetto, al bene comune e l'amore che ho verso questa città. In questo consiglio comunale siedono consiglieri che hanno avuto 27 o 38 preferenze personali o assumono hanno in carico deleghe comunali altre con 82 o 33 preferenze. Ho fatto questa precisazione di numeri non per un vanto personale, ma perché ritengo che meritavo più rispetto, almeno una telefonata per chiedermi cosa pensavo, se volevo seguire ancora la linea politica e quel programma che avevamo scritto insieme nel 2010. Mi domando solo una cosa, ma la particolare che vogliamo è una lista del Partito Democratico o una lista civica? Esiste forse uno statuto che ci dice di non impegnarsi in altre correnti partitiche? E poi mi piacerebbe capire chi ha deciso di espellere le persone che hanno fatto altre scelte politiche. Queste le testuali parole del capogruppo Zagnini. C'è molta tristezza da parte mia, perché penso che questa decisione sia stata presa non per la mia scelta personale di impegnarmi nelle politiche con scelta civica, ma semplicemente per la paura di un confronto libero e franco sui temi della città, del territorio, del comune interesse dei cittadini. Mi sembra aver subito un'epurazione stile soviet, ho visto che va molto di moda, quella che vediamo attualmente nel Movimento 5 Stelle. Ma in fondo, non abbiamo forse al governo una grande coalizione PD, PDL, scelta civica? Mi permetta solo, e mi dispiace che non è presente, su questo argomento un'ultima puntualizzazione, signor Vice Sindaco. Da lei mi sarei aspettato una telefonata, soprattutto dopo la mia seconda mail a cui non ho mai risposto. Lei per me è stata una delusione dal punto di vista politico, perché la ritenevo mio punto di riferimento per molti anni. E ora è chiaro che con queste motivazioni non faccio più parte della procura che vogliamo e non considero il mio capogruppo il consigliere Zagnini. Ora, anche se sono solo e so che non si può fare gruppo, rappresento scelta civica. Chiedo ancora un po' di pazienza, anche se capisco che sono lungo, ma ritengo che è importante fare altre precisazioni. Signor Sindaco, da parte sua mi sarei aspettato più coraggio, più forza, ma soprattutto uso il termine che lei frequentemente usa, più onestà intellettuale. Abbiamo visto negli ultimi mesi un diavolo di consiglieri e assessori. Abbiamo visto, metto tra virgolette, la sceneggiata della prima repubblica dell'ex assessore Costa, che si dimette, poi accetta un nuovo carico, poi si dimette di nuovo. Vi domando, qual è la responsabilità verso i cittadini
l'ex assessore Costa, dopo aver accettato il nuovo incarico ai servizi sociali, un incarico così delicato dove si ha a che fare con le persone che convivono con sofferenza, bisogni gravi e dolorosi. Il comune è forse uno spogliatoio di una palestra dove si può entrare e uscire a tutto il piacimento. Abbiamo poi avuto altri nuovi incarichi, di cui non voglio discutere il senso. Pensa mai forse che i cittadini sono degli stupidi che credono nella barzelletta raccontata in conferenza stampa per il risparmio? Sappiamo benissimo che le varie dimissioni sono state fatte per eliminare assessori selettivi, come del resto è stato fatto di tutto per fermare l'entrata in consiglio comunale. Per questo le dico che forse sarebbe stato meglio un discorso franco, sincero e coraggioso, dove si diceva chiaramente che l'assessore Tizio Caio non era più in linea con l'attuale amministrazione e per questo venivano tolti gli incarichi. L'hanno fatto tanti sindaci, poteva tranquillamente farlo anche lei, perché signor sindaco, il cittadino, non crede più alle favole dei suoi pilotati comunicati stampa. Ma c'è una personale accusa che mi permetto fare, signor sindaco, che ritengo che la sua maggiore colpa e quella della sua amministrazione sia quella di aver reso Portogruaro un paese triste senza energie, dove ci sono solo contrapposizioni forti, conflittualità risolte, dove dice solo chi è con me o contro di me. Ma si può governare una città puntando solo e soltanto sulla prepotenza, sulle minacce, sul tradimento? Queste ultime parole sono di un dipendente che lavorava in questo comune e che a causa delle forti conflittualità interne ha avuto andata. Un esempio su tutti, la questione della viabilità del centro storico. Io sono fortemente convinto che il nostro centro storico sia prezioso e deve essere escluso la motorizzazione viabilità motorizzata, ma ritengo solo che non è il caso di farlo adesso, con questa crisi incombente che colpisce tutti i settori economici. O forse lei pensa che i commercianti e i dipendenti siano lavoratori di serie e solo i lavoratori delle fabbriche siano da tutelare? Io penso di no. Penso che siano tutti da tutelare. Io le dico invece che si fa fatica e si trova in tutti i settori. E il commerciante non è solo per il lato che va delle tasse, ma il cittadino che investe nel proprio e che lavora. Non entro neanche in merito al clima che c'è negli uffici comunali, dove la gente è triste, cupa, osa dire che lavora rassegnata. Per questo io le chiedo di fare una serena e seria riflessione tratta in tutte le conseguenze. Mi avvio a concludere. Vedete, signor Sindaco, però, signor Assessore, signori consiglieri, in questi anni il mio lavoro mi ha portato di nuovo via dal mio amato paese. Ritengo questo, anche se faticoso, una preziosa ricchezza, perché mi ha permesso di vedere nuove realtà, vivere nuove esperienze, confrontarmi in mondi diversi. Per questo ora le dico che non c'è più tempo, perché il nostro territorio è un territorio, anche se ne sembra strano, che si sta salvando, perché ha un'economia familiare che regge, un tessuto agroalimentare ancora sano e forte, un turismo che nelle spiagge, non solo le spiagge, crea e dà lavoro. La crisi in altri posti, negli altri paesi, nell'interno delle grandi città è forte e distruttiva e sta lasciando enormi drammi familiari difficilmente ricucibili, con criminalità dilagante e disagio sociale. Per questo io ora le dico, anzi le invito, lei, la Giunta e il Consiglio, ad avere un colpo di reni, uno slancio che rilanci la nostra economia, il nostro tessuto e il nostro territorio, perché non c'è più tempo per le polemiche personali, non c'è più tempo per le sterili contrapposizioni di partito, non c'è più tempo per le aree di discussione sulle persone, non c'è più tempo per le conflittualità inutili anche per la parte costruttiva, su cui ha avuto o non ha avuto, non c'è più tempo per le varie correnti, non c'è più tempo per chi è con me o basso di me, perché non si salva per le forze sul mare Gugliano a Portovecchio se prima non saliamo a Portogruaro e tutto il nostro comprensorio, che non si ferma solo nel territorio comunale, ma si estende a tutto il Veneto e l'Italia. Lo ha capito anche il governo. Infatti, negli ultimi 2 mandati governativi sono state date le seguire grandi coalizioni, specialmente perché l'Italia è un paese in crisi, come in crisi la nostra bellissima città.
A mio giudizio personale, il sindaco avrebbe dovuto nei suoi passi in giunta aprire anche le opposizioni per trovare forti strategie condivise per il bilancio dell'economia e non arrottarsi con la convinzione di essere sempre nel giusto. Per questo, perché quando c'è condivisione di obiettivi si ottengono grandi risultati. Un esempio su tutti, i mercoledì musicali sono stati creati dalla collaborazione mia, sua, degli uffici comunali, dell'ex presidente della colloquia Alessandro Simò, candidato alla guida amministrativa PDL, e del consigliere di opposizione Gastone Mascarini. Idee politiche diverse, ma un obiettivo comune, il rilancio del nostro territorio. Spero che le mie parole non siano interpretate solo come armi a sterili proteste, o peggio ancora utopie, inutili polemiche personali, perché anche per me non c'è più tempo. Sono ormai vecchio per la politica. L'America è governata da mio Beltrano al secondo mandato. Penso che questo esempio basta spiegare perché sono vecchio. Non perché i vecchi non siano una preziosa risorsa, anzi ci sono giovani che sono vecchi dentro, o peggio ancora vecchi loro modo di fare politica. Parlo di un popolo delle ultime 4 minuti, che solo i giovani liberi di mente e pensiero possono interpretare e realizzare, perché ora questo è il tempo di collaborare per il bene comune della città, per il bene comune dei cittadini. Con questo scopo, con questi obiettivi, entro finalmente il Consiglio Comunale. Scusatemi per la notizie. Grazie consigliere Barno. Io chiedo la parola. Chieda la parola e poi dica quello che deve dire, se è il contrario o se non è il contrario. Dobbiamo dare un po' di ordine qua. Allora, di solito lei, Presidente, non ti lascia neanche parlare, e stasera sono andati un po' tutti a ruota libera. Quindi mi va anche bene, non mica nessuno. Difatti mi sono scusato con il consigliere Barba, ma perché il mio intervento non c'era venda per il fatto che lui dovesse fare dichiarazioni, ma perché non è scritto. Allora